Con il titolo Cesena Bella si presenta la pubblicazione scritta da Giordano Conti con fotografie di Giampaolo Senni. Perché è nata questa pubblicazione? Ma io volevo rendere omaggio alla mia città, in fondo è la città in cui sono nato, in cui sono vissuto, in cui ho studiato, poi sono andato anche altrove, ma poi si torna. E magari ci ho fatto anche il sindaco per 10 anni. Però mi piaceva presentare quella Cesena bella, che poi è rappresentata da gran parte delle nostre chiese, dei nostri conventi, dei nostri palazzi, pubblici e privati, conosciuti e spesso sconosciuti, perché c'è una Cesena che abbiamo negli occhi, nelle cartoline, nell'immaginario collettivo, ma c'è una Cesena che era chiusa magari in un salone di un palazzo dove c'è un affresco di un pittore famoso, in una cupola di una basilica, o magari in uno scantinato. C'è ad esempio la bellissima chiesina di Santa Cristina, che è una sorta di Pantheon rifatto nell'Ottocento da Giuseppe Valadier, con diciamo una parte interrata che ha una cupola straordinaria. Ecco, c'è una Cesena che non conosciamo e che attraverso le immagini, attraverso i testi che ho scritto sono testi brevi, scritti per essere letti, dove si racconta la storia di un edificio, ma anche la storia delle persone che ci hanno lavorato, dei muratori che l'hanno costruito questo edificio. Ci sono anche tante curiosità, perché poi la storia è fatta di eventi grandi, ma spesso di eventi piccoli, del muratore che mette su un mattone sopra l'altro. È un libro che mi sono divertito a fare, spero che i lettori si divertano a leggerlo e a guardarlo.